la bontà del disegno di legge, cioè la innovazione del disegno di legge è quello di mettere ordine al sistema e quindi dare efficienza al sistema, che diverso è dal concetto di efficacia che invece è l'attività clinico-assistenziale e gli esiti che si producono sul paziente. Questo disegno di legge in qualche modo rappresenta appunto un giro di boa nell'ingegnerizzazione del sistema sanitario veneto, ma riteniamo che come tutti i cambiamenti questi vadano costruiti passo passo con i cittadini e con i loro rappresentanti, quindi i sindaci, le associazioni, perché altrimenti si rischia di percepire la reingegnerizzazione come un nemico, mentre secondo noi invece la condivisione con le parti sociali, con i cittadini, può portare invece un valore aggiunto, può portare a degli alleati in un sistema che necessariamente deve cambiare. Esprimo molta soddisfazione il fatto di aver sentito queste due categorie, no? I medici di famiglia la settimana scorsa e gli infermieri oggi, che hanno espresso soddisfazione e accondiscendenza a questo progetto di legge. È una soddisfazione sapere che quando si sceglie una strada come quella del PDL 23 alla fine si fa le cose migliori per la gente, per i cittadini, e in questo caso ne abbiamo conferma. Quello che abbiamo appreso con queste audizioni che si stanno svolgendo è che tutti sono coscienti che bisogna dare razionalizzazione al sistema, no? Trovare efficienza in modo che i risparmi possano essere utilizzo dei servizi sanitari, cioè ridurre gli sprechi, fare in modo che non ci siano 21 uffici amministrativi, 21 uffici legali, 21 uffici tecnici, ma che ci sia risparmio sotto questo versante. Tutti l'hanno appreso. Poi è anche vero che durante le audizioni abbiamo sentito dei punti di vista, abbiamo sentito diciamo delle richieste anche di modifica. Sotto questo aspetto io posso rassicurare che le audizioni servono proprio a questo. Abbiamo fatto nostre alcune osservazioni e ci saranno ovviamente delle correzioni su questo, ad esempio per quanto riguarda il direttore del sociale, per quanto riguarda l'aspetto di rappresentatività delle conferenze dei sindaci e per quanto riguarda la programmazione, che non è mai stata messa in dubbio, che è a capo del Consiglio regionale e della Giunta regionale.